Intanto gli studenti dell'Università di Cagliari raccontano sui social media la loro quarantena tra preoccupazioni e speranze. Sentiamo Mario Scano. La parte più difficile è stata trovare un buon posto. Un posto in cui prendesse il wifi e che fosse mentalmente stimolante. È passato più di un mese da quando gli studenti dell'Università di Cagliari hanno cominciato a seguire le lezioni online, un cambiamento non da poco che da un giorno all'altro ha stravolto le abitudini di migliaia di ragazzi e ragazze. Persi quasi il lume della ragione. A decine in queste settimane si sono addirittura laureati a distanza, anche se per festeggiare a dovere dovranno aspettare la fine del lockdown. Adesso gli universitari del corso di Scienze della Produzione Multimediale hanno deciso di raccontare questa esperienza, pubblicando foto e video nella pagina Facebook dell'Ateneo. Storie che in pochi giorni hanno superato le 20.000 visualizzazioni. Anche così si mantiene viva la comunità studentesca. Lo ha capito bene l'Università di Cagliari, che è tra le accademie italiane più attive sui social. Assieme. Assieme, assieme, assieme. Assieme. E potremo riabbracciarci. Assieme.